Amiche e amici, benvenuti, buona serata in diretta dal Palavaccari per il racconto della 14ª giornata della Serie A2. In campo ci sfideranno ovviamente la squadra di casa, l'Hockey Club Montecchio Precalcino contro il Serenio Hockey. Iniziamo subito con una piccola analisi della giornata fondamentale nel girone A2. In campo questa sera infatti ci saranno anche Roller Bassano, Recoaro e TN Trissino, quindi molti scontri al vertice del girone. Appunto si troveranno TN Trissino, quindi la prima e la terza appunto in classifica, e Montecchio Serenio, quindi la seconda e la quarta. Ricordiamo che saranno appunto le prime 4 al termine della stagione regolare a qualificarsi ai playoff per poi dopo determinare le eventuali promozioni in Serie A1, quindi nella massima serie del campionato di hockey su pista. Ringraziamo subito Sebastiano Baldissere, Davide Meneghello alle regie e Caro Dalla Valle alle riprese, squadre che faranno il loro ingresso in campo tra qualche minuto. Prima sentiamo l'inno dell'Hockey Montecchio. Vediamo anche, finché termina l'inno, le formazioni che scenderanno in campo. Il Serenio schiera col numero 3 Piazza Mauro Capitano, col numero 12 Reggio Leonardo, col numero 2 Velasquez Santiago, col numero 7 Tessarolo Riccardo, il numero 9 Lazzari Gioele, il numero 14 Colombo Leonardo, il numero 30 Vaghi Luca, il numero 33 Tremolada Marco, il numero 36 Fezzo Edoardo, il numero 18 il Boldi Lorenzo, allenatore Giaroni Luca. Per il Montecchio col numero 8 Zanini Davide capitano, il numero 2 Nahuel Calvo, il numero 3 Dalla Valle Andrea, il numero 6 Commodore Thomas, il numero 9 Pozzo Nicola, il numero 7 Lupercio Matteo, il numero 4 Tiella Filippo, il numero 14 da Santo Stefano, 99 Pozzato Riccardo, il numero 10 Català Adria, allenatore Guinestar Martin. Per il Serenio allenatore Giaroni Luca. Arbitra la partita il signor Aid da Breganze. Per l'Hockey Montecchio Precalcino con il numero 10 Català Adria, con il numero 8 Capitano Zanini Davide, con il numero 2 Calvo Naure, con il numero 3 Dalla Valle Andrea, con il numero 4 Tienda Filippo, con il numero 6 Trovatore Thomas, con il numero 7 Lorenzo Matteo, con il numero 9 Pozzo Nicola, con il numero 14 Gal Santo Stefano, con il numero 99 Pozzato Riccardo, allenatore Ginestar Martì. Dirigono l'incontro gli arbitri Aid e Pavà. Tra poco appunto inizierà la partita. All'andata fu un secco 3-0 per il Serenio, che sconfisse senza tante se, ma il Montecchio. Da lì in poi Montecchio ha avuto, come abbiamo detto più volte nel corso delle dirette, un filotto incredibile di 8 risultati utili consecutivi con 2 pareggi e 6 vittorie. Serenio invece, che ha avuto un andamento un po' più altalenante, ma che arriva da una netta vittoria con Montebello
dopo invece la precedente sconfitta col Sandrigo, dove appunto subì una cocente sconfitta per 7-2 in casa dei sandricensi, ma appunto i valori in campo insomma dovrebbero parificarsi, quindi sì, siamo tutti in attesa di una splendida partita che appunto inizierà tra pochissimi secondi. Montecchio in particolare nell'ultima uscita a Recoaro con difficoltà ha avuto una partita appunto difficile, al di là del gap in classifica tra Recoaro e Montecchio, ma insomma alla fine ha portato a casa i 3 punti con un Loguercio in forma smagliante. Sembra insomma che il canterano montecchiese abbia trovato il suo ruolo in campo dopo un inizio di campionato relativamente difficile, perlomeno da un punto di vista realizzativo. Montecchio che quintetto iniziale con Català, Loguercio, Dal Santo, Dalla Valle e Pozzo. Serenio invece che scende in campo con Reggio, no scusate, con Uboldi in porta, Lazzari, tutto pronto. Con la prima pallina che sarà nelle stecche degli ospiti, dei lombardi. Fischia l'arbitro e inizia la partita con la prima pallina giocata dal Serenio, che cerca subito l'accelerazione, ma subito Loguercio a pressare l'uomo. Fischia l'arbitro, riparte subito il gioco molto velocemente con Tremolada che serve il compagno sulla fascia opposta, cerca di liberarsi per il tiro, cerca di superare Loguercio lo ferma, può ripartire il Montecchio. Loguercio serve subito Dal Santo che ha spazio per pattinare, tenta il tiro, para Uboldi e para anche Català. Subito vivaci le due squadre in fase offensive. Perde adesso la pallina Dal Santo, la recupera Lazzari e poi viene buttato a terra Loguercio e quindi viene fischiato il secondo fallo di squadra della partita, uno per squadra, già quando sono passati 42 secondi dall'inizio della contesa. Adesso Dal Santo per Loguercio, di nuovo Dal Santo, Dalla Valle, Loguercio, stecca contro stecca, quindi ulteriore fallo di Lazzari su Loguercio e pallina che sarà sulle stecche montecchiesi con Pozzo che serve Dalla Valle. Sbaglia il passaggio, intercetta Velasquez la pallina e quindi tenta di ripartire il Serenio col suggerimento fermato da Català, suggerimento che poteva diventare pericoloso per Lazzari, scusate. Pressa alto il Montecchio con Tremolada che recupera la pallina, la gira a Fiazza che la gira a Velasquez, di nuovo per Tremolada, per Lazzari scusate, Piazza per Lazzari, cerca il suggerimento in mezzo per Velasquez, attento Català che non si fa sorprendere, la recupera allora Dalla Valle che può reimpostare l'azione per Montecchio. Pressing come vedete nuovamente alto, ma si libera Dal Santo che poi serve Pozzo che ha lo spazio per servire Loguercio, fa buona guardia Piazza e allora riparte Tremolada che viene poi che subisce fallo da parte di Dal Santo, quindi punizione per i lombardi con Piazza che ha fatto un retropassaggio rischioso, non è riuscito però ad approfittarne Montecchio. Allora Tremolada, intercettato il suggerimento da Dal Santo, prova a ripartire Montecchio, sbaglia il passaggio anche Loguercio per Dalla Valle, lì poteva essere una situazione pericolosa per Serenio. E riparte l'azione allora con Bomba che tenta il tiro da fuori.
Bomba è il soprannome di Stefano Dal Santo, per chi non lo sapesse. Riparte allora Velazquez che cerca di saltare Pozzo, che non glielo permette. Allora Velazquez preferisce tornare indietro, alzare la testa e reimpostare l'azione con calma. Serve poi Tremolada per Piazza, sbaglia il passaggio arretrato per Lazzari, intercetta Pozzo il rilancio del 9 di Seregno. Lo Guercio salta secco Piazza, arriva poi Velazquez però a mettere una pezza e quindi Seregno che può ripartire, ma Dal Santo anticipa Tremolada. Serve Lo Guercio che prova a restituire il favore, nulla di fatto in questa trama offensiva del Montecchio. E nuovamente sbaglia il disimpegno Seregno, quindi Montecchio recupera la pallina, prova a partire dalla valle, ma c'è un blocco irregolare ai danni di Velazquez e quindi viene fischiato il fallo di squadra ai danni di Montecchio. Lazzari per Velazquez che non riesce ad ammaestrare la pallina, recupera allora Pozzo per Dalla Valle. Dal Santo di nuovo tenta la conclusione, fa sempre buona guardia Reggio ed ora può ripartire Seregno con un fraseggio a metà campo tra Piazza, Velazquez e Lazzari per cercare il giusto pertugio nella difesa montecchiese. Ricordiamo, difesa montecchiese la seconda migliore difesa del girone. Attenzione però, Tremolada si libera bene adesso, cerca il suggerimento in mezzo, non c'è nessuno, può partire Lo Guercio in 1 contro 1, Lo Guercio! Alta la conclusione del numero 7 di Casaci, insiste però Montecchio con Dal Santo, serve Dalla Valle, attenzione, calcio di rigore fischiato in favore del Montecchio per fallo ai danni di Lo Guercio, a cui è stata impedita la conclusione. Rivedremo, stiamo rivedendo qui il replay grazie al nostro Sebastiano Baldissera per la regia. Rigore insomma su cui non sembrano esserci dubbi, andrà Dal Santo dal dischetto. Con un 50% realizzativo, aspettiamo solo il fischio dell'arbitro. Dal Santo contro Reggio. Lo batte Dal Santo, para Reggio, nulla di fatto per il Montecchio Precalcino. Intervento provvidenziale di Reggio. Insiste però Montecchio con Dal Santo, suggerimento impreciso per Lo Guercio, poi viene fischiato il fallo da parte del signor Aide, quindi pallina che ritorna nelle stecche ospiti con Lazzari. Dietro porta il 9 ospite, serve poi il capitano Piazza, che serve Tremolada, che riserve Piazza, è libero davanti da Català che fa buona guardia sul suo palo, posizione un po' defilata per la conclusione. Quindi il portiere di casa ha fatto buona guardia, ma insiste Piazza col tiro da fuori, ancora buona guardia da parte di Català e poi viene fischiato il fallo per la stecca alta di Piazza, se non ho sbagliato a vedere. Viene fermato intanto il tentativo di incursione da parte di Dalla Valle. Riparte il Seregno con Velazquez che cerca di mettersi in proprio, viene fermato però dalla difesa montechiese che può ripartire con calma. Dal Santo cerca la soluzione migliore, pensa di trovarla in Lo Guercio che restituisce la pallina a Dal Santo, allo spazio per tira la bomba alta sopra la traversa, la conclusione di Dal Santo. Nel frattempo si confrontano Aid e Piazza, probabilmente un'incomprensione, viene il giallo per proteste
Arriva anche mister Giaroni a tentare di difendere le ragioni del suo giocatore, ma così ha deciso il signor Hyde. Quindi cartellino giallo per il capitano del Seregno, che dovrà stare attento nel corso della partita con le lamentele nei confronti dell'arbitro. Nel frattempo riparte il gioco qui proprio con Fiazza, che tenta l'incursione, va direttamente al tiro, diagonale largo, nessun problema per Català, ma insiste Velasquez, deviazione pericolosa, di nuovo pezza di Català, in due addirittura su Dalla Valle, che non riesce, che in qualche modo riesce comunque a non perderla. Riparte allora il Seregno con Lazzari, Velasquez, veloce adesso il giro palla del Seregno, qua ha fischiato un fallo per trattenuta evidente ai danni di Lazzari, a parte, se non ho sbagliato a vedere, di Loguercio. Di nuovo Tremolada sulla pallina con Velasquez e Fiazza a supporto. La Fiazza fa muro, Pozzo per Montecchio. Stiamo vedendo in questi primi 6 minuti e mezzo di gioco una partita, come anticipavamo nelle premesse, sicuramente a viso aperto tra due squadre alla pari. Seregno in quest'ultimo paio di minuti che sta cercando di imporre il suo ritmo di gioco con un pressing asfissiante in alcune fasi della partita. Attenzione al tiro da fuori sempre di Velasquez, si trova lì la pallina, Fiazza, conclusione fuori, occasione importantissima per Seregno non sfruttata, può ripartire però Montecchio. Pozzo per Dal Santo, di nuovo a Pozzo, Dalla Valle torna indietro da Pozzo, Loguercio cerca di saltare via Velasquez, nulla di fatto, e dopo Tremolada, stecca contro stecca, evidente ai danni di Loguercio, quindi fischiato il fallo. Vedete già il bilancio dei falli di squadra, 5 per Montecchio, 4 per Seregno, quando sono passati poco più di 7 minuti. Probabilmente, verrebbe da dire, si vedrà qualche punizione, qualche tiro diretto. Nel frattempo è entrato Nawel Calvo per il Montecchio al posto di Dalla Valle, invariato invece il quintetto iniziale del Seregno. Pallina nelle stecche del Seregno, all'esito, come avete visto, la pallina è uscita dal campo e l'arbitro ha detto che l'ultimo tocco era stato delle stecche montecchiesi. Attenzione adesso a questa azione, nulla di fatto per Seregno, per Montecchio, scusate, recupera la pallina il Seregno con Velasquez che serve Fiazza. Tremolada cerca di liberare Velasquez, provvidenziale intervento di Català sia su Velasquez che sulla ribattuta di Tremolada. Prova a ripartire Loguercio con un diagonale per Dal Santo, seconda occasione importantissima per Seregno, che adesso riprova a ripartire con Velasquez. Lazzari, Velasquez va al tiro murato da Dal Santo, recupera Nawel che poi però la perde, spinge Velasquez e l'altro fallo di squadra ai danni di Montecchio. Velasquez per Fiazza, per Lazzari, ritmi alti adesso in questa fase. È entrato anche Febbo per il Seregno al posto di Tremolada. Recupera la pallina intanto il Montecchio con Nawel, l'ex Estudiantil, la serve a Pozzo. Nawel, Dal Santo, di nuovo Nawel, Montecchio che
sta cercando il giusto pertugio, ma Seregno che ha un posizionamento difensivo che al momento non concede spazi al Montecchio, che appunto non sta riuscendo a trovare lo spazio per una conclusione o per una triangolazione, insomma uno schema offensivo tale da portarlo davanti alla porta di Reggio. Riparte adesso Seregno che ha recuperato la pallina con Lazzari, prova a fare pressing lo Guercio, poi lo fa Dal Santo su Febbo, di nuovo Velasquez, Piazza, Lazzari, Velasquez, tenta la conclusione, Murata da Pozzo, pallina però che rimane sulla stecca di Lazzari, cerca di insistere, la perde però sul pressing di Lo Guercio, riparte allora Dal Santo che poi serve indietro in maniera errata i compagni, quindi gioco antisportivo, fallo di 5 secondi. La pallina tornerà nuovamente nelle stecche del Seregno che sta insistendo. Giallo intanto per Català per proteste. Secondo giallo della serata quando sono passati 10 minuti dall'inizio della partita. Frattempo tiene in vantaggio per 1-0 sul Trissino e Roller Requaro che conduce per 2-0 sul campo del Diadema Roller. Questi gli altri risultati delle partite in diretta della girone A di Serie 2. Adesso intanto attenzione a Velasquez con la piccadigna, bellissimo gol del numero 2 del Seregno, Seregno che sblocca la partita e si porta in vantaggio qui al Palavaccari. Adesso rivedremo subito un errore nel controllo della pallina, forse da parte di Nauel, ha dato la possibilità a Velasquez che poi appunto ha fatto una finalizzazione eccezionale. Bellissimo gol da parte di Velasquez. Attenzione adesso al Seregno che riparte con Piazza, Català nuovamente, provvidenziale per Montecchio. Seregno adesso che corre sulle ali della fiducia dopo aver sbloccato la partita. Riparte intanto Nauel per Pozzo. Montecchio che sicuramente adesso non deve scoraggiarsi, anche se come dicevamo era già negli ultimi minuti, era evidente un po' che Seregno stava perdendo un po' più il possesso, diciamo, del gioco e imponendo più che altro il ritmo del gioco ed era più lucido in fase offensiva rispetto a Montecchio. Però attenzione adesso a Pozzo che serve Lo Guercio, porta però che viene spostata e quindi si ferma il gioco. Nel frattempo esce Pozzo ed entra il capitano Davide Zanini per Montecchio, un po' di leadership, forse coach Guinestar. Esce anche Piazza e rientra Lazzari per Seregno, è entrato anche Tessarolo per Seregno al posto di Tremolada. Quindi quartetto che è Febbo, Tessarolo, Velasquez e Lazzari per Seregno, invece Dal Santo, Lo Guercio, Zanini e Nauel, Calvo per Montecchio, portieri sempre Reggio per Seregno e Català per Montecchio. Riparte il gioco con Lo Guercio che serve Dal Santo. Dal Santo dietro porta, fischiato qui perché il portiere ha toccato la pallina con la stecca fuori dall'area. Pallina quindi che torna nell'angolino basso, sempre Lo Guercio Dal Santo serve fuori Nauel che ha lo spazio per il tiro da fuori, lo tenta, deviato da Velasquez, pallina che però rimane al Montecchio con Zanini per Dal Santo pensava al suggerimento per Zanini, poi preferisce andare indietro da Nauel, di nuovo Nauel lo cerca per Lo Guercio che riesce a deviarla ma la devia alta, poi fischiato fallo ai danni di Febbo da parte di Nauel.
Pallina nelle stecche del Seregno con Lazzari, Velasquez, fischiati secondi. Pressing efficace del Montecchio e time out adesso richiesto dal Seregno. Cercheremo di sentire più che altro cosa dirà coach Ginestarra ai suoi per vedere cosa architetterà il tecnico argentino per dar modo ai suoi di recuperare una partita che al momento li vede in svantaggio. Seregno invece molto efficace in fase offensiva, molto preciso in fase difensiva, aveva avuto sicuramente almeno 2 occasioni pulite prima di quella che dopo ha portato al gol, lo ribadisco, bel gol di Velasquez. Finito il time out con coach Ginestar che cercava di illustrare una serie di schemi offensivi ai suoi. Vedremo se, come e quanto la sua squadra riuscirà a metterla in pratica. Nel frattempo la pallina sarà del Montecchio con Zanini sul punto di battuta per Nahuel. Indietro per Dal Santo, di nuovo per Nahuel. Zanini, Dal Santo non ha lo spazio per il tiro, torna da Zanini che la serve a Nahuel, la fa di nuovo a Dal Santo che prova a servire Lo Guercio ma anticipa Febbo, lo anticipa, poi si scontra col compagno Tessarolo ma tengono la pallina, la serve a Velasquez che torna da Tessarolo che poi colpisce l'arbitro col passaggio per Lazzari e quindi pallina che rimarrà comunque, cioè ripartirà il gioco con la pallina nelle stecche del Seregno. Lazzari, Febbo e di nuovo Tessarolo. Fallo però di Nahuel ai danni di Lazzari, quindi ottavo fallo di squadra per Montecchio quando siamo a tra 20 secondi saremo a metà del primo tempo, quindi Montecchio che dovrà iniziare a stare assolutamente attento ai falli perché sennò rischieranno più di una punizione di prima andando avanti di questo ritmo. Frattempo nuovamente fischiato il gioco antisportivo, questa volta ai danni del Seregno, come avete visto non è riuscito ad agganciare il retropassaggio. Febbo mi pare fosse. Lo Guercio sul punto di battuta per Nahuel. Di nuovo Dal Santo, finta il tiro da fuori. Subito però pressing di del Seregno, in particolar modo con Febbo. Riesce però a liberarsi e a servire Zanini in 2 su di lui, Lazzari e Tessarolo. Recupera allora la pallina il Seregno appunto con Lazzari che può ripartire. Febbo, Tessarolo, Velasquez, Lazzari. Di nuovo Velasquez che serve Febbo. Serve Febbo, la conclusione che non trova lo specchio della porta, penso per qualche centimetro. C'era Català sulla porzione di porta interessata, ma altro pericolo corso da Montecchio che attualmente sembra un po' disorganizzato in fase difensiva. Comunque riparte con Dal Santo per Nahuel. Nahuel, tiro da fuori, lo devia Lo Guercio. Poi si parlano i due, si chiariscono i due per le dinamiche dell'azione. Pallina che gioco che ripartirà con il Seregno, con Lazzari. Per Febbo, recupera la pallina Dal Santo. Poi no, la recupera Tessarolo che serve il capitano neoentrato Fiazza. Di nuovo per Lazzari e Seregno che torna con le sue trame, però recupera Zanini che però sbaglia il passaggio, quindi pallina di nuovo di Fiazza che salta via Zanini. Piazza per Lazzari
di nuovo chiude l'angolino Català, riparte Zanini che serve Lo Guercio che ha lo spazio per andare un po' defilato. Febbo, chiusura difensiva provvidenziale di Febbo, e di nuovo tenta la Piccadigna Lazzari, doppio tentativo di Piccadigna, recrimina la panchina del Seregno, ma attenzione, in 2 contro 1 Lo Guercio, Reggio, fondamentale intervento di Reggio. Sta succedendo un po' di tutto qui, ripartenza subito del Seregno con Febbo che però non riesce ad arrivare non riesce a concludere. Anche qui poteva essere un'altra importante occasione. Seregno che ricriminava una stecca contro stecca a centro area, attenzione poi al tracciante di Zanini ma non ci arriva Nahuel, ancora tenta il suggerimento in mezzo all'area dal Santo, non ci arriva Lo Guercio. Forse un po' di nervosismo anche adesso tra i giocatori di casa. Montecchio che cerca di dialogare a metà campo, a 3, da fuori Nahuel, di nuovo Reggio, la pallina rimane lì, Lo Guercio, di nuovo Reggio. Nel frattempo viene ammonito un dirigente del Seregno per proteste. E si ripartirà poi a 2, con una rimessa a 2, con Nahuel e Febbo sulla pallina. Adesso anche Dal Santo va a parlare con l'arbitro, a cercare di capire cosa è successo. L'arbitro lo riaccompagna a centro area e lo allontana dalla panchina del Seregno, che forse ha detto qualche frase verso di lui. Tutto chiarito qui, o almeno così pare. Nel frattempo è entrato anche Crovadore nelle file del Montecchio, posto di Lo Guercio. Crovadore protagonista della finale di Coppa Italia Serie B giocata dal Montecchio domenica in quel di Trissino. Purtroppo Montecchio che non ha raggiunto il risultato sperato contro la Pumas ancora via Reggio. Però insomma per una società come Montecchio che investe tanto nei giovani è stato comunque un orgoglio portare una squadra fatta di soli elementi di casa prodotti nel vivaio a giocarsi appunto una finale di Coppa Italia. Torniamo in campo qui al Palavaccari con la punizione a 2 che si batte, la vince, se così si può dire, Febbo, che poi serve Fiazza che cerca il suggerimento veloce per Tessarolo, fa buona guardia appunto Trovadore, recupera poi definitivamente la pallina dal Santo, via per Zanini in qualche... no, Nahuel non riesce a controllare e quindi recupera di nuovo Seregno con Lazzari. Un po' di disattenzione in questa fase. Comunque Lazzari tenta il tiro da fuori, la ferma Nahuel che può ripartire adesso il Montecchio. Nahuel la para Reggio col casco sul tiro accompagnato di Nahuel. Preferisce fermarsi invece il Seregno con Tessarolo, torna indietro per Febbo. Non ha voluto forzare la ripartenza la squadra lombarda. Nel frattempo è entrato Paghi per il Seregno ed è uscito Febbo. Può ripartire adesso Montecchio con Dal Santo che ha tentato la conclusione ma fermata da Paghi con la pallina che è uscita, e esce anche Lazzari e rientra scusate Velasquez per il Seregno. Fallo di squadra fischiato al Seregno per il blocco su, o meglio per l'atterramento ai danni di Dal Santo più che per il blocco. Nahuel
per Zanini. Tenta la conclusione Zanini, fa buona guardia sul suo palo Reggio. Insiste Montecchio adesso con Dal Santo per Trovadore, cerca il suggerimento subito per Dal Santo, viene intercettato da Vaghi, allora può reimpostare l'azione Seregno con Fiazza per Velasquez. Velasquez serve Fiazza, di nuovo miracoloso Català, oserei dire, di nuovo disattenzione in fase difensiva, di nuovo Tessarolo per Fiazza che non riesce a concludere e poi fallo di squadra fischiato ai danni di Montecchio che arriva a 9. Partita nervosa in questo momento giocate dai ragazzi di Guinestar e di nuovo opportunità importante invece per Seregno che non è stata sfruttata solo per l'intervento di Català. Riparte comunque Seregno con Velasquez, fallo ai danni di Dal Santo e fallo di squadra quindi in contabilità di Seregno. Prova a ripartire Montecchio ma Seregno in un non nulla si riposiziona difensivamente. Nahuel, Dal Santo prova il conclusione da fuori, intercettata da Velasquez che può ripartire in 3 contro 2 adesso. Velasquez per Vaghi, parla di nuovo Català, suggerimento poi troppo lungo di Dal Santo per Trovadore, stavano riuscendo comunque a controllarla, nulla di fatto, riparte allora di nuovo Tessarolo con la conclusione, intercetta Nahuel. Poi sbaglia il passaggio Zanini per Trovadore, la recupera Velasquez, 10° fallo di squadra ai danni di Montecchio e tiro diretto. Qui passaggio sbagliato di Zanini, forse un po' troppo debole, viene stato anticipato, insomma come avete visto, poi dopo è stato commesso il fallo. Occasione importante adesso per Seregno per raddoppiare. Quando mancano 7 minuti, un secondo in meno di 7 minuti alla fine del primo tempo, sarà Velasquez, già autore del primo gol contro Català. Fischia l'arbitro, parte Velasquez, si allarga, Picadinha, gol! Chiede la pallina alta Català, ma l'arbitro non ha dubbi, è gol. Altro bellissimo gol di Velasquez, vedremo adesso il replay grazie al nostro Sebastiano Baldissera. Eccolo qui, vedete Velasquez la alza benissimo, altro bel gol da parte del numero 2 di Seregno. Intanto il gioco è ripartito, Seregno quindi che raddoppia e le cose si mettono un po' più in salita adesso per Montecchio, anche se ovviamente c'è tutto il tempo del mondo per recuperare questa partita per i ragazzi di Guinestar. Dal Santo, lo Guercio, Dal Santo, Nahuel, tiro di Nahuel, esterno, la pallina però rimane nelle stecche del Montecchio, cerca la conclusione da fuori, anzi il passaggio per lo Guercio, Dal Santo, finiscono i 45, però viene fischiato fallo di squadra ai danni del Seregno. Seregno quindi che sale anch'esso a 7. Nel frattempo Nahuel sulla pallina per lo Guercio. Dal Santo tenta di nuovo la conclusione da fuori, deviata. Recupera in qualche modo la pallina e viene richiesto il time out. O no? No, scherzavo, non è stato richiesto il time out. Riparte allora il gioco, lo Guercio, Nahuel, Trovadore perde la palla da ultimo uomo, Català nuovamente contro Vaghi contro Català salva di nuovo il risultato per una disattenzione difensiva, prova a ripartire il Montecchio con lo Guercio e la recupera però Tessarolo, Velasquez, Piazza nuovamente Català, intercetta il suggerimento, riparte in 2 contro 1 il Montecchio,
Piazza recupera benissimo e riparte allora di nuovo Seregno. Piazza ha davvero recuperato benissimo sul duetto Dal Santo e Lo Guercio, intercettando il passaggio appunto che Dal Santo voleva fare a Lo Guercio, che si sarebbe trovato solo davanti al portiere. Riparte allora sempre Seregno, pericoloso. C'è la sensazione che ogni volta che Seregno prema il pulsante sull'acceleratore sia pericoloso, possa essere pericoloso. Eccolo qui di nuovamente Vaghi per Tessarolo, di nuovo Català se varia risultato. Lo Guercio per Dal Santo, poi Lo Guercio e Velasquez a muso duro uno contro l'altro, interviene il signor Hyde. Signor Hyde che espelle entrambi. Quindi fuori Velasquez e fuori Lo Guercio. Fuori Velasquez e fuori Lo Guercio, perché appunto, come avete visto, stava terminando l'azione, si vede che gli ha trattenuto la stecca. Lo Guercio si è infuriato per il gesto ed è andato a muso duro contro Velasquez. In questi casi l'arbitro non può fare altro che espellere i giocatori di entrambe le squadre, anche se poi dopo molto spesso magari la colpa è più di un giocatore che di un altro, forse in questo caso era un po' più di Lo Guercio. Più che altro per la reazione che, giustificata o ingiustificata che fosse, non può essere, insomma, appunto, non può essere quella, perché il regolamento parla chiaro. Trittico quindi di Nahuel, Calvo, Trovadore e Dal Santo per Montecchio, Lazzari, Piazza e Vaghi per Seregno. Trovadore per Dal Santo. Dal Santo cerca di saltare, Vaghi ce lo fa! Stefano Dal Santo in diagonale, riapre la partita, la riapre subito Montecchio, gol importantissimo per non andare all'intervallo col doppio svantaggio. Gol di Dal Santo, gol bellissimo, un'azione bellissima, salta Vaghi in diagonale, trafigge Reggio. 2-1 quindi al Palavaccari, gioco ripartito con Piazza che perde la pallina, riparte Crovadore, adesso Montecchio insiste sull'aria dell'entusiasmo, anche Montecchio tira Crovadore, para Reggio, riparte però il Seregno con Piazza che finta la conclusione, preferisce tornare indietro da Lazzari. Lazzari va dietro porta, poi serve Piazza che riesce ad ammaestrare il rimbalzo un po' sfortunato della balaustra. Piazza da fuori, attento Català, di nuovo pallina sulla stecca del capitano seregnese che serve Vaghi. Lazzari, tiro non pericoloso per Català, adesso insiste il Montecchio con Dal Santo che stava involando verso la porta, e poi il signor Hyde fischia una rimessa a 2. Nel frattempo esce Crovadore ed entra Dalla Valle per Montecchio, mette gli uomini di punta. Viene Star, attenzione a Calvo che cerca la conclusione, fuori di poco, pallina che viene recuperata da Dalla Valle. Nahuel, Dal Santo, di nuovo Nahuel. Montecchio adesso che Nahuel ha lo spazio per il tiro, fa buona guardia Reggio. Montecchio adesso che ha davvero un altro spirito in questi minuti. Attenzione, qui sbaglia il passaggio, Nahuel voleva servire Dalla Valle, di nuovo Dal Santo per Nahuel, traversa esterna. Montecchio adesso che sta assaltando l'area,
Seregnese nel frattempo ristabilita la parità numerica con Tremolada per il Seregno e Pozzo per il Montecchio, che sono appena entrati. Tremolada per Piazza, Lazzari, Tremolada, Vaghi, la recupera però Nauel, che poi parte in velocità cercando di bruciare Lazzari, rientra dalla valle davanti la porta, era rientrato bene Vaghi, però la pallina era carambolata sulla stecca di Dalla Valle, che era solo davanti a Reggio, che però ha fatto buona guardia della sua porta. Nel frattempo pallina recuperata da Dal Santo, di nuovo Nauel, Pozzo cerca di saltare Piazza, poi preferisce andare dal compagno, in particolare Dal Santo, che poi serve di nuovo Nauel che cerca l'accelerazione. Nauel, classico movimento dell'ex Estudiantil, tiro deviato, pallina però che rimane nella sua stecca, cioè che ritorna nella sua stecca, cerca di servire Pozzo che non riesce ad ammaestrare la sfera. Dal Santo si libera di Tremolada, prova a servire in mezzo Dalla Valle si gira, fa buona guardia Piazza che poi prova a partire da solo, Piazza contro Nauel, nulla di fatto da parte del capitano Seregnese. Allora di nuovo Dalla Valle, tiro esterno, errore in disimpegno poi del Seregno. Dalla Valle cercava il suggerimento per Dal Santo, non un po' impreciso, e quindi adesso Seregno che cerca di calmare il ritmo della partita con Tremolada, con Lazzari, scusate, per Tremolada, di nuovo Lazzari, Tremolada, Lazzari per Piazza. Vedremo se Seregno cercherà un assalto in questi ultimi 30 secondi o se preferirà amministrare la pallina, anche se ne ha 3 scusate, per concludere l'azione. Ora vediamo se invece ci proverà Montecchio con Nauel, che però non si intende con Dal Santo. Pallina allora recuperata da Tremolada, ma recuperata nuovamente da Nauel, che poi la dà a Dal Santo, mancano 10 secondi. Vaghi intercetta il passaggio di Dal Santo per Dalla Valle e quindi direi che tenta il tiro da fuori Febbo e finisce qui il primo tempo. Un primo tempo sicuramente emozionante, con una partita in cui abbiamo visto in realtà diverse fasi della partita. Montecchio che negli ultimi 10 minuti si è un po' risvegliata forse dal torpore che ha patito per la prima metà del primo tempo, in cui dopo i primi soliti 4-5 minuti di studio Montecchio ha un po' subito il pressing difensivo del Seregno, oltre alle azioni offensive sempre dei lombardi. Quindi niente, ci sentiamo tra 9 minuti e mezzo, partita sicuramente godibilissima, come sta rispettando sicuramente le attese e i pronostici. Ci risentiamo appunto tra 9 minuti e poco più. Dal Santo di nuovo tenta di casa, insiste però Montecchio con Dal Santo, serve Dalla Valle, attenzione, calcio di rigore, batte che serve Tremolada, che riserva Piazza, è libero davanti da Català che restituisce la pallina a Dal Santo, allo spazio per tira la bomba e Piazza a supporto. La Piazza in alcune fasi della partita, attenzione al tiro da fuori sempre di Velasquez, si trova Tremolada, cerca di liberare Velasquez delle partite in diretta della Girone A di Serie 2. Adesso intanto attenzione a Velasquez, realizzazione eccezionale, bellissimo gol da parte di Velasquez. Attenzione adesso al Seregno che riparte con Piazza, stava il suggerimento per Zanini, poi preferisce andare indietro da Nauel, di nuovo Nauel, lo cerca, di nuovo Velasquez che serve Febbo,
recrimina la panchina del Seregno, ma attenzione, in 2 contro 1 Lo Guercio! A 3, da fuori Nauel, di nuovo Reggio, la pallina rimane lì, Lo Guercio, fuori, la ferma Nauel che può ripartire adesso il Montecchio. Nauel, la per Velasquez, serve Piazza! Fischia l'arbitro, parte Velasquez, si allarga, Picadigna! Trovadore perde la palla da ultimo uomo, Cata. Santo cerca di saltare Vaghi, ce lo fa! Stefano da Trovadore, adesso Montecchio insiste sull'aria dell'entusiasmo, anche Montecchio, tira Trovadore. Nauel voleva servire dalla valle, di nuovo Del Santo per Nauel, parte in velocità cercando di bruciare Lazzari, rientra.
Ben ritrovati amiche e amici appassionati dell'hockey su pista, qui in diretta dal Palavacari. Qui è appena finito l'intervallo, appena finiti 10 minuti di intervallo. Stanno rientrando, come vedete dalle riprese del nostro Carlo Dalla Valle, le squadre adesso in campo. Primo tempo che si è concluso sul punteggio di 2-1 del Seregno, quindi vedremo cosa ci riserverà questo secondo tempo. Primo tempo assolutamente godibile, dicevamo in chiusura appunto di primo tempo, una partita dalle molte fasi, guardandola dal punto di vista del Montecchio. Come vedete è stata una partita anche molto fisica già dalle prime battute, come si vede anche dal resoconto dei falli di squadra, 10 già con Montecchio che ha già raggiunto i 10 falli, Seregno invece che ha 8. Quintetti iniziali: Pozzo, Dalla Valle, Dal Santo e Nahuel per il Montecchio, sempre Català in porta, Velasquez, Febbo, Tremolada e Lazzari per Seregno, con in porta sempre Reggio. Tutto pronto qui per iniziare, eccolo qui il fischio dell'arbitro, pallina questa volta del Montecchio, Dal Santo cerca di involarsi, non riesce poi a controllare la pallina Pozzo, la recupera allora Lazzari e può ripartire il Seregno con Febbo, Velasquez, il vero mattatore della serata fino a questo momento per i lombardi, con sua infatti la doppietta che sta decidendo in questo momento le sorti della partita per Seregno. Tanto qua abbiamo visto il tiro dalla distanza di Dalla Valle, nessun problema per la difesa seregnese, che sta ripartendo con Lazzari che va dietro porta. Serve poi Febbo che restituisce subito la sfera, di nuovo Lazzari indietro per Tremolada, che però tiene troppo la pallina nella sua metà campo e quindi ripartirà la pallina e le stecche montechiesi. Fischiato il gioco antisportivo, con Pozzo per Dal Santo per Dalla Valle, di nuovo Dal Santo che salta via Tremolada, serve Pozzo che non riesce a controllare bene la pallina, però in qualche modo la conserva, serve poi Dalla Valle che ha lo spazio, voleva servire Dal Santo ma ha intercettato il passaggio benissimo dal portiere lombardo, poi anche qui intercettato benissimo il contropiede sempre lombardo, e di nuovo pallina quindi sulle stecche del Montecchio con Nahuel per Dalla Valle che sbaglia il retropassaggio per Dal Santo. Verrà quindi fischiati i 5 secondi per gioco antisportivo, di nuovo, e pallina che tornerà nelle stecche ospiti. Nel frattempo tiene in vantaggio 2-1 su Trissino, l'altro grande incontro ai vertici del girone A, come dicevamo nelle premesse. Roller Recoaro che vince sul campo del Roller Bassano, sempre per 2-1, e qui ovviamente 2-1. Frattempo avete visto fischiato già il fallo di squadra ai danni del Seregno, in particolare a Febbo, che è stato anche ammonito per proteste, e quindi Seregno che sale a quota 9. Prossimo fallo del Seregno sarà tiro diretto per Montecchio. Intanto si chiariscono le panchine qua, la panchina del Seregno col secondo arbitro Stella. Nel frattempo si attende, eccola qua la battuta di Català per Dal Santo, che poi serve Dalla Valle che cerca di involarsi lungo la fascia. Dalla Valle cerca di saltare Tremolada, niente, non c'è niente secondo l'arbitro. Dalla Valle è caduto a terra. Parte allora Seregno con Velasquez indietro per Tremolada, per Lazzari, gira sempre la pallina molto velocemente Seregno quando ne ha l'opportunità. Lazzari per Febbo, per Velasquez, Tremolada, Dalla Valle su di lui, torna indietro da Velasquez, chiude benissimo sul tiro Nahuel, può ripartire in 2 contro 1 Nahuel, Dalla Valle! Sbagliato la misura del passaggio per Nahuel, allora attenzione a Velasquez che riparte, Velasquez fa buona guardia Dal Santo, però poi recupera sempre la pallina Tremolada
anche lui sbaglia la misura del passaggio, ma c'è sempre Lazzari lì presente. Parecchie imprecisioni vediamo in alcune fasi della partita, in materia più che altro di passaggi e di suggerimenti tra compagni. Febbo, Lazzari, Velasquez, Lazzari, indietro per Velasquez, cerca di girare la pallina il Seregno con Febbo, fatto buona guardia la coppia Dal Santo Pozzo, costringendolo a sbagliare, recupera quindi Nahuel, parte Dal Santo, dalla valle, Nahuel, Dal Santo, Nahuel di nuovo, Nahuel cerca la classico movimento appunto di Nahuel, ma viene fermato, riparte allora Lazzari che cerca di far tutto da solo, attento Català sulla conclusione, pallina che rimane però al Seregno con Febbo, Velasquez, Lazzari per Tremolada che poi restituisce la pallina, fa buona guardia dalla valle, riparte allora Dal Santo, Nahuel, Dal Santo! Col tiro da fuori, bomba! Fa onore al suo soprannome, bomba si chiama, bomba ha tirato e la bomba è entrata, pareggio del Montecchio Precalcino, ancora Dal Santo che recupera la partita. Come abbiamo visto anche dal nostro replay del nostro Sebastiano Baldissera, quindi alla doppietta di Velasquez risponde la doppietta di Dal Santo e partita che torna in parità quando mancano 21 minuti al termine. Riparte il gioco qui nel frattempo, batte Febbo per Velasquez, Febbo, Tremolada, intercetta la pallina dalla valle dice che ha toccato la pallina l'arbitro, Febbo, dalla valle era solo contro Febbo ha toccato la pallina, dice l'arbitro, quindi non c'è niente, effettivamente per quel che vale sembrava così anche a me. Frattempo qui attenzione Tremolada, Velasquez, para Català, secondo l'arbitro non c'era niente, sembrava un blocco irregolare, l'arbitro l'ha lasciato giocare e Velasquez si è trovato solo davanti al portiere. Nel frattempo viene ammonito anche coach Guinestar, se non sbaglio è la quarta ammonizione tra panchine e giocatori. Vedremo se riusciamo a recuperare. Ecco qui, vediamo anche dal replay, sembrava un blocco irregolare, l'arbitro ha lasciato giocare, poi appunto prima di poi comunque di fermare il gioco, e adesso entrano anche i sanitari per sincerarsi delle condizioni di Dal Santo. Nel frattempo è stato espulso anche definitivamente il secondo allenatore Provadore Michele da parte dell'arbitro per proteste. Nel frattempo si rialza anche Dal Santo, sembra che adesso si farà medicare dai sanitari, non sembra comunque nulla di grave. Al suo posto entra Matteo Loguercio, detto Logu, va a scusarsi Velasquez, non sembrava un fallo fatto con cattiveria da parte del numero 2 seregnese, ma un normale contrasto di gioco. Riparte intanto appunto il gioco con la pallina che nella stecca di Loguercio che cerca di servire dalla valle. Pozzo per Loguercio, Pozzo serve Loguercio che cerca di volarsi verso la porta, fa buona guardia Reggio che para col caschetto. Stiamo vedendo comunque un altro Montecchio
in questo secondo tempo rispetto a quello del primo, in particolar modo a quello dei primi 15-18 minuti del primo tempo. Di nuovo Pozzo, Seregno comunque assolutamente in partita, che sta tenendo il campo e che comunque concede molto poco in difesa, nonostante tutto. Di nuovo però Montecchio con lo Guercio, che serve Dalla Valle. Tiro da fuori di Dalla Valle, intercettato da Tremolada. Pallina però che carambole arriva allo Guercio. La recupera poi Febbo. Arriva però anche Nawel, che serve indietro Nicola Pozzo. Col suggerimento, attenzione di nuovo lo Guercio. Finisce però il tempo di gioco del Montecchio, finiscono i 45 secondi, pallina quindi restituita a Lazzari, alla squadra avversaria. Quindi Velasquez per Fiazza, anche lui è entrato adesso in campo. Febbo, Velasquez, Lazzari, Febbo, Lazzari cerca di saltare Dalla Valle, poi si gira, mura alla conclusione Dalla Valle, riparte allora lo Guercio per, appunto, sempre per Dalla Valle, e poi cerca di servire Nawel, che non ci arriva a raggiungere la sfera, quindi può ripartire Seregno, ma pressing adesso alto del Montecchio con lo Guercio che costringe ai falli, che costringe il gioco antisportivo. Seregno. Logu serve Nawel, che poi restituisce la pallina, ma la recupera Velasquez. Attenzione, 2 contro 1, Velasquez prova a saltare Pozzo, ma rientra Nawel e blocca l'azione offensiva seregnese. Adesso esce veloce Montecchio, lo Guercio intercettato da Piazza, la pallina ora riparte, attenzione, Febbo per Velasquez, ma chiude Pozzo con un intervento difensivo sopraffino e riparte nuovamente, cerca di ripartire nuovamente Montecchio, ma viene fermato. Piazza, finta il tiro, cerca di aggirare Nawel, poi arriva alla conclusione ma para. Català, adesso riparte Nawel, non riesce ad arrivare fino in fondo. Nel frattempo è rientrato Dal Santo al posto di Dalla Valle e subito cerca la bomba da fuori. Nulla di fatto, riparte Febbo per Piazza. Prova il pressing lo Guercio, va indietro da Tessarolo, è entrato anche lui. Poi Febbo, di nuovo Velasquez. Velasquez torna indietro da Febbo. Piazza. Tessarolo. Tiro da fuori, intercettato Dal Santo. Recupera poi la pallina Nawel. E prova Dal Santo a partire, salta secco Velasquez. Cerca di servire lo Guercio, intercettato il passaggio da Piazza col pattino. Riparte allora sempre Montecchio con Nawel. Dal Santo, Zanini è entrato, nel frattempo è entrato anche Zanini al posto di Nawel. Zanini per lo Guercio che ha spazio, poi la perde cercando il dribbling, allora Velasquez e Piazza contro Dal Santo. Dal Santo ferma l'azione, poi raddoppiato, riesce comunque a conservare il possesso della sfera e serve poi lo Guercio che cerca di aggirare Tessarolo, scivola poi lo Guercio, quindi gioco da terra, pallina che sarà riconsegnata ai giocatori ospiti, con Piazza che parla con l'arbitro. Ricordiamo che Piazza è stato ammonito, quindi deve stare un po' attento con le proteste il capitano ospite, anche se sembrava si stessero insomma solo chiarendo lui e il signor Hyde.
frattempo time out, un minuto di time out richiesto dal Seregno, scusate, quando mancano 16 minuti e 16 secondi alla fine della partita appunto stiamo vedendo un altro secondo tempo. Mi viene quasi da dire un po' il contrario di quanto visto nella partita di andata, in cui nel primo tempo ci fu anche partita, diciamo, e dopo nel secondo invece Montecchio entrò con uno spirito diverso appunto rispetto al primo, e insomma tale per cui non ci fu tanto partita, fu un dominio nel senso, insomma, fu comunque sicuramente un secondo tempo giocato sul velluto da parte di Seregno nella partita d'andata, che invece abbiamo forse visto il contrario, un primo tempo in cui Seregno sembrava avere la marcia in più, il secondo tempo che fino a questo momento vede un altro Montecchio in campo. Sicuramente ha aiutato anche andare sull'intervallo, sullo svantaggio di 2-1 e non di 2-0 per Montecchio. Rientrati intanto i giocatori, è ripartito il gioco con Chiazza che serve Febbo, e poi serve Velasquez che la restituisce a Febbo, ci mette una pezza la difesa di casa e riparte Montecchio con Pozzo. Lo Guercio Dal Santo raddoppiato da Tessarolo e Febbo, viene buttato giù, decimo fallo di squadra da parte del Seregno, e quindi adesso ci sarà la possibilità per Montecchio di battere il tiro diretto. Nel primo tempo la possibilità che ha avuto il Seregno l'ha sfruttata con la piccadinha di Velasquez. Sarà sempre Dal Santo a battere la punizione di prima per Montecchio, si attende solo il fischio dell'arbitro. Chi arriva ora, parte Dal Santo, gancio contro gancio, para Reggio, si è disteso bene Reggio, ha parato. Allora attenzione che riparte Seregno con Febbo, si trova la pallina di piazza, Febbo per Tessarolo conclusione debole, Català è riuscito a chiudere la porta, rischio corso da Montecchio, di nuovo Tessarolo, Català che aveva intercettato la pallina come avete visto, ma che è rifinita sul giocatore seregnese e quindi dato il via alla potenziale occasione. Nel frattempo ancora Febbo cercava di saltare via Zanini, in qualche modo è stato fermato, e poi ripartire allora l'azione del Montecchio con Zanini per Lo Guercio che cerca di liberarsi, va via Tessarolo, Lo Guercio viene poi accompagnato dietro porta e qui viene buttato a terra, mi pareva fosse da Velasquez, un potenziale cartellino blu, ma l'arbitro dice che non c'è stato niente e quindi nulla di fatto. Riparte l'azione seregnese con Tessarolo, Velasquez, di nuovo Tessarolo, Lazzari, Velasquez, tentativo di tiro del San Giovanino, murato da Pozzo. Nel frattempo fallo di Lazzari ai danni di Zanini e giallo allo Guercio per proteste. Nel frattempo esce Velasquez ed entra Tremolada per Seregno. Monito Lo Guercio appunto per proteste. Pozzo per Dal Santo, intanto il gioco è ripartito qui a Palavaccari. Zanini, Pozzo per Dal Santo, bella triangolazione tra i due, di nuovo Zanini, preparando uno schema, Montecchio, Lo Guercio, Dal Santo, blocco di Lo Guercio, Dal Santo per Lo Guercio, un po' alta la conclusione, non è riuscito ad addomesticarla in tempo.
poi viene fischiato l'intervento del portiere e quindi pallina che rimane al Montecchio, sempre allo Guercio, che torna indietro da Pozzo, che cerca il suggerimento sempre per il 7 Montechiese, poi l'arbitro fischia e pallina che tornerà al Seregno. Lazzari per Tremolada che serve Piazza, poi serve Tessarolo, su di lui Dal Santo, Tessarolo va da Lazzari dall'altro lato, intanto non viene fischiato, Dal Santo di nuovo a terra per un intervento allo stomaco da parte di un giocatore seregnese, non so se sia stato Tremolada o Tessarolo. Nel frattempo anche il pubblico sugli spalti si accende. Brutto intervento ai danni di Dal Santo. Giocatori in campo che si cercano di più che chiarirsi, discutono in questo momento. Preso forse un colpo addirittura alle parti basse e viene ammonito anche Dal Santo per proteste da parte di Haid. Forse ha preso un colpo alle parti basse o comunque al basso ventre Dal Santo. Tanto entra Nauel al suo posto. Sembra rientrato un po' il momento di tensione qui in campo. Quartetti che adesso sono Lo Guercio, Nauel, Zanini e Pozzo per il Montecchio, Lazzari, Piazza, Tremolada e Tessarolo per il Seregno. Il gioco a 2 sembra pronto a ripartire, Nauel e Lazzari sul punto di battuta. La vince il Montecchio con Zanini per Nauel. Scusate. Nauel! Reggio para. Un tentativo di tiro di Zanini. Recupera poi la pallina Lo Guercio. Fallo qui di Tessarolo ai danni di Lo Guercio. L'arbitro fischia il fallo di squadra. Venere panchina chiede un cartellino blu, ma non ci sono gli estremi secondo l'arbitro. Allora riparte il gioco con Pozzo per Nauel, Zanini, Pozzo, Nauel. Prova Nauel a involarsi verso la porta. Raddoppiato Nauel. Tentava la piccadigna. Intervento poi del portiere fuori dall'area, quindi ripartirà il gioco sempre sulla pallina del Montecchio. Blu poi doppio cartellino blu poi a Tremolada e Lo Guercio, perché i due, probabilmente mi viene da dire perché i due stavano insultando tra di loro e quindi come nel primo tempo nuovamente situazione di 3 contro 3. Dal Santo, Pozzo e Nauel il trittico montechiese, Piazza, Lazzari e Velasquez quello seregnese. Pozzo per Nauel. Nauel è andata sull'esterno della rete, provato l'incursione solitaria l'ex Studiantil. Di nuovo Pozzo, sempre Nauel, Montecchio che adesso ci crede, insiste, Dal Santo, bomba di Dal Santo da fuori, recupera la pallina sempre Dal Santo, indiavolato adesso il 14 Montechiese, cerca di saltare Piazza, conclusione alta
forse fischiato un time out. No, non time out, no. Malfunzionamento dell'impianto, comunque riparte il gioco con Pozzo per Nawel. Di nuovo Noè cerca di allargarsi, serve poi Dal Santo. Dal Santo cercava il suggerimento per Noel, intercettato da Velasquez, può ripartire Seregno con Piazza, che preferisce non forzare e andare dietro porta da Velasquez. Cerca il tiro Velasquez, murato da Pozzo, che poi ci mette un attimo a vederla prima, però Velasquez salta Pozzo, poi recupera Pozzo, però benissimo. Riparte Nawel, disturbato poi da Piazza, e pallina definitivamente recuperata da Lazzari. Commette poi fallo Nawel ai danni di Velasquez, con una spinta evidente ai suoi danni. E quindi pallina con Piazza, Lombarda con Piazza, di nuovo che serve Lazzari ha un po' di spazio, non riesce a concludere la piccadigna, quindi nulla di fatto per Seregno, che però insiste con Velasquez dietro porta. Pozzo che fa guardia su Lazzari, Velasquez cerca di servire Piazza, ci mette la stecca Català, Dal Santo poi serve Nawel e viene concluso il disimpegno da parte di Montecchio. Nawel per Pozzo, cercato di intercettare la pallina, Velasquez poi è caduto, non c'è niente, dice l'arbitro, Pozzo la recupera, serve Nawel. Entra Tessarolo, rientrati Tessarolo e Lo Guercio per ristabilire la parità numerica, terminati 2 minuti di squalifica. Attenzione qui al tiro passaggio di Dal Santo, deviato da Nawel ma senza inquadrare lo specchio della porta. Entra anche Febbo per Seregno. Poi intanto pallina che non riesce a essere controllata da Nawel e Lo Guercio, viene poi però recuperata da Lo Guercio stesso, che serve il 2 Montechiese. Scambiano dialogo tra i due, fraseggio tra i due, poi lo serve Lo Guercio, serve Dal Santo, miracolo di Reggio. Dal Santo non è riuscito a concretizzare, miracolo di Reggio qui. Di nuovo Montecchio insiste con Pozzo, Dal Santo per Lo Guercio, che poi viene fermato da Tessarolo, può ripartire Piazza allora. Fischiato fallo. Montecchio aveva iniziato subito il gioco, ma l'arbitro dice devi aspettare che fischio io. Frattempo velocemente i risultati del girone sono 3-3 Roller Bassano Recoaro e 5-2 Tiene Trissino. Quindi dovesse finire così Tiene si confermerebbe il suo primato nel girone. Torniamo intanto in campo, c'è una partita da raccontare con un altro scontro di gioco tra i due numeri 2, Velasquez e Nawel. Con la pallina che sarà del Seregno. Mezzanini che entra al posto di Nawel. Velasquez la batte la punizione per Piazza. Di nuovo Velasquez. Piazza, Tessarolo. Velasquez. Dialoga sempre a 3
il Seregno, prova a involarsi Tessarolo verso la porta, viene fermato dalle stecche di Loguercio e Pozzo che poi può reimpostare, infatti serve Dal Santo che torna indietro da Pozzo e poi la serve a Zanini, al capitano. Pozzo, Dal Santo, sbaglia il suggerimento Dal Santo, quindi può ripartire il Seregno con Chiazza per Febbo. Poi Velasquez la tiene troppo nella sua metà campo e quindi gioco antisportivo, riparte il gioco, Pozzo per Zanini, Velasquez gli stira la sfera dalla stecca, però poi la perde, attenzione, sì. E quindi di nuovo Zanini per Loguercio, Dal Santo allo spazio per il missile, Loguercio la devia alta e parte allora Fiazza per Seregno, tiro di Fiazza, attento Català, poi dopo sulla respinta di Català la pallina tocca a Velasquez che era a terra, l'arbitro richiama il 2 seregnese. Cartellino giallo per Velasquez per proteste. Partita molto nervosa, come dicevamo, o meglio con molte proteste da parte dei giocatori rivolte verso l'arbitro, molte reazioni anche ai falli fischiati dal signor Aide questa sera. E allora riparte il gioco con Pozzo per Dal Santo, Loguercio, Zanini, sbagliato il retropassaggio per Dal Santo che poi non è riuscito a disfarsi della pallina nei 5 secondi previsti. Sarà quindi rimessa in gioco per il Seregno, subito battuta con Febbo e poi torna indietro da Velasquez. Lazzari pensa alla conclusione, poi ci ripensa e torna indietro, sempre da Velasquez. Febbo, Tessarolo, scusate, Febbo col tiro da fuori, intercettato da Zanini che poi prova a ripartire ma Lazzari la recupera nuovamente. Attenzione, Lazzari preferisce andare dietro porta, chiama il taglio di Velasquez, intercetta poi Zanini che recupera la posizione. Poi potenziale fallo di Velasquez ai danni di Zanini, l'arbitro non vede il fallo ma fischia semplicemente il gioco a terra e quindi pallina che sarà di Seregno con Velasquez. Che prova il suggerimento, non riuscito, allora prova a ripartire il Montecchio con Dal Santo e Loguercio va dietro porta, va poi indietro da Zanini, Pozzo, di nuovo Zanini, Loguercio, poi la ripassa a Zanini, poca concretezza forse del Montecchio in queste fasi offensive negli ultimi minuti, ma c'è sempre da dire che Seregno è sempre piazzato molto bene difensivamente parlando e non c'è lo spazio. Ha tentato poi Zanini alla conclusione da fuori, recupera la pallina Lazzari che serviva a Velasquez, troppo lungo il suggerimento per fortuna di Montecchio perché poteva essere una situazione pericolosa. Pozzo da fuori, attento Reggio, pallina che torna a Loguercio, Dal Santo. Nel frattempo rientra Nauel al posto di Zanini. Dal Santo per Nauel, appunto appena rientrato, sbaglia qua il controllo, la recupera allora Tessarolo si immola Dal Santo
per impedire che la sfera raggiunga la porta di Català. Attenzione adesso Velasquez indietro a Lazzari, per Lazzari, di nuovo Velasquez cerca di aggirare Pozzo, non ci riesce. Pozzo poi si mette davanti sulla conclusione e recupera la pallina. Può ripartire adesso Montecchio. Pozzo, Nauel cercava di saltare Tessarolo, di aggirare forse più che saltare Tessarolo, ma Tessarolo poi è riuscito a deviare la conclusione. Time out richiesto dalle squadre. Frattempo è finita sia a Bassano sia a Tiene, quindi confermato il 3-3 tra Roller Bassano e Recoaro, mentre Tiene vince 5-2 contro Trissino. Tiene quindi che si conferma al primo posto nel girone, in attesa del risultato qui di Montecchio e Seregno. Montecchio che si confermerebbe, dovesse finire così la partita, al secondo posto, guadagnando un punticino su Trissino. Seregno invece che salirebbe a 24 a -2, sempre dal Trissino. In A1 invece finite 4-4 Forte dei Marmi Valdagno, Follonica che sta vincendo 6-4 su Grosseto e Lodi che sta pareggiando 2-2 in casa col Novara. Queste le altre partite, abbiamo aggiunto anche la 1 giusto per dare un po' di contorno e di contesto a tutti i match del nostro amato hockey su pista in diretta in questo momento, o da poco terminate. Nel frattempo asciugato anche il campo su richiesta del Seregno e rimessa a 2 con Nauel e Pebbo mi pare sul punto di battuta, quando mancano 5 minuti e poco più al termine della partita. Dal Santo per Pozzo, cercava il suggerimento in mezzo, non ci arriva Nauel. Pozzo però intercetta la ripartenza seregnese, fallo fischiato ai danni del Seregno, ai danni di Tremolada. Insiste Montecchio, lo Guercio con Pozzo, Dal Santo, di nuovo indietro per Pozzo. Pozzo ragiona su cosa fare, preferisce andare indietro da Dal Santo. Dal Santo il suggerimento sempre per lo Guercio che la devia nuovamente, pallina che esce di poco. Insiste Piazza per Seregno per cercare anche di alleggerire un po' la pressione sui suoi. Tremolada, Lazzari, Piazza, tiro passaggio per Tremolada, fermato da Nauel, non c'è niente secondo il signor Hyde, può ripartire allora Nauel per Dal Santo, suo tiro murato da Febbo, da Lazzari scusate. Riparte allora il Seregno con Piazza, cerca di pressarlo Luguercio, scusate. Riparte allora in 2 contro 1 il Montecchio, attenzione, para Reggio su Nauel, ma palo sul suggerimento di Dal Santo di Nauel, palo poi sulla seconda conclusione. Chiedeva poi un fallo da rigore il Montecchio, ma non è così secondo l'arbitro e venne poi richiesto l'intervento per asciugare il campo. Ragione importante quella che abbiamo appena visto per Montecchio, non sfruttata però una ripartenza in 2 contro 1, fatto buona guardia a Reggio. Montecchio che specularmente al Seregno nel primo tempo ha avuto 3-4 occasioni nitide nel secondo tempo per andare sul 3-2. Partita appunto da 2 facce, come abbiamo detto già più di una volta, quindi forse il pareggio da un certo punto di vista
in questo momento è anche giusto. Riparte intanto il gioco con Lazzari per Febbo. Tremolada teneva la stecca a Pozzo, ma secondo il signor Aide non c'è nulla. Pozzo che riesce comunque a recuperare la pallina. Prova ad impostare. Pozzo salta, Febbo non riesce poi dopo però a concludere. La serve indietro Dal Santo, che lui sì che conclude, ma largo. Montecchio adesso con un pressing asfissiante su Seregno. Infatti sbaglia il suggerimento Febbo per Tremolada, prova a ripartire nuovamente Montecchio con Nawel. Nawel si allarga, indietro per Lo Guercio, va di nuovo indietro per Pozzo, diagonale per Nawel, di nuovo per Dal Santo, blocco, Dal Santo ha davanti a sé Piazza, che Dal Santo viene buttato a terra, non c'è fallo per l'arbitro, riparte allora il gioco per Seregno con Febbo, Lazzari, Piazza, Tremolada. Attenzione qui allo scontro tra Piazza e Dal Santo, con Piazza che ha praticamente dato una spallata o una testata, non ho visto benissimo l'azione. Si chiariscono presumibilmente Piazza e Dal Santo. Pallina che sarà del Seregno. Per l'arbitro non è fallo, ma è stato un normale scontro di gioco. Attenzione a Noel che recupera la pallina su Febbo, serve in mezzo Dal Santo, para nuovamente Reggio, miracolo nuovamente di Reggio a tenere in vita i Lombardi. Pozzo per Nawel, insistono però i ragazzi di Ginestar con Lo Guercio, per Pozzo va indietro da Nawel che serve di nuovo Logu prova a mettersi in proprio, viene fermato da Lazzari, attenzione alla ripartenza seregnese, si ferma però Lazzari, può darsi forse che Seregno non voglia, come dire, forzare la mano per trovare il vantaggio, perché si è fermato Lazzari sulla ripartenza. Comunque tiene il possesso della sfera con Velasquez, Piazza, di nuovo Velasquez, Tremolada, Piazza, tiene il possesso Seregno appunto senza forzare troppo la mano, ma di nuovo Velasquez, Tremolada, vediamo a 3 secondi per finire l'azione. Quando mancano 49 secondi. Pallina che viene data al Seregno e quindi avrà nuovamente i 45 secondi, quindi praticamente dovesse tenere il possesso della pallina la partita potrebbe finire così per Seregno, che appunto mi pare stia accontentando del 2-2, del pareggio. Lazzari e Velasquez sul punto di battuta. Riparte Dal Santo, Pozzo, Dal Santo, ultima occasione per prova la conclusione da fuori Dal Santo, di nuovo deviata. Lo Guercio la passa indietro a Dal Santo, poi impreciso il passaggio, cerca il tiro da fuori. Di nuovo Lo Guercio a insistere con la grinta che lo contraddistingue, fischiato
fallo di squadra, il 14esimo fallo. Nel frattempo ho richiesto un time out, cercavo di capire cosa stava succedendo. Time out richiesto dal Montecchio. Tempo rosso allo Guercio per proteste. Mi dicono dalla regia a quanto pare perché ha morso un giocatore nell'ultimo contrasto lì sulla balaustra visto poco fa. Tanto Pozzo e Nauel sulla pallina per questi ultimi secondi. Vedremo se Montecchio riuscirà a tirare. Ricorderete il gol del 3. Un secondo, prova Pozzo, finisce qui la partita col 2-2. Seregno che esulta per il pareggio ottenuto, visi invece insoddisfatti da parte dei giocatori del Montecchio per questo 2-2 che può essere un risultato giusto secondo i punti di vista. Montecchio che sicuramente ha cercato in tutti i modi il 3-2. Frattempo un po' di scaramucce ancora tra i giocatori, con Dal Santo che lamenta tutti i colpi ricevuti. Finisce qui appunto la partita con qualche scaramuccia tra giocatori, panchine e attori vari. Partita appunto sicuramente godibilissima, come detto più volte nel corso della diretta, partita un po' a due volti, ma risultato probabilmente del pareggio che è insomma quello più giusto. Io che dire, ringrazio nuovamente Davide Meneghelli e Sebastiano Baldissera alle regie, Carlo Dalla Valle alle riprese. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento del Montecchio Precalcino.
Se arrivano a me tanto vanno a scuola li faccio complimenti. Se vuoi fumare faccio prima.